Salve a tutti, eccoci qui. Ciao Massimo Primitera. Ciao Marco Testoni, salve! Allora, benvenuti qui a Soundtrack City. Siamo periodo natalizio, quindi buone feste a tutti quanti, ma poi abbiamo delle sorprese che faremo le prossime puntate. Ma andiamo velocemente, Massimo, a elencare quali saranno i film che andiamo a recensire, diciamo così, oggi. Allora, per quanto mi riguarda, Il ragazzo dai pantaloni rosa, un film insomma che sta nelle sale già da un po' di tempo, ma presumibilmente ci resterà ancora un po' perché sta andando benissimo e devo dire se lo merita tutto. Te invece, Massimo? Io invece un film che è su Netflix, sembra tratto da una storia vera come Il ragazzo dai pantaloni rosa, Il treno dei bambini, con Serena Rossi e un'altra grandissima attrice, ma poi parleremo a breve. Allora, tutte e due storie vere. Nel caso del ragazzo dei pantaloni rosa, particolarmente vera, di Andrea Spezzacatena, un giovane di 15 anni che si suicidò il 20 novembre del 2012 a causa di numerosi atti, diciamo così, di bullismo che dovette subire. Film molto intenso. Io non uso mai il termine, che piace molto, necessario, no? Ma questa volta lo uso proprio e lo sottolineo, perché è un film necessario che ovviamente andrebbe visto nelle scuole, andrebbe visto sì da chi fa il duro mestiere del genitore, ma andrebbe visto anche da chi fa il duro mestiere dell'adolescente. In quanto ha fatto rivivere anche a me, ormai sessantenne, una serie di situazioni che si vivevano spesso nelle classi, nei licei, nelle scuole medie. Molto spesso è stato indicato come un film che ha a che fare con il tema dell'omosessualità. In realtà non è vero, è proprio secondario. Qui ha a che fare con il tema del conformismo, il conformismo che è la malattia, a mio modo di vedere, dell'adolescente. E quindi ciò che a me ha fatto, e poi parleremo ovviamente delle musiche, ma ciò che a me ha fatto particolarmente impressione, Massimo, non è la figura, senza spoilerare nulla, del ragazzo, diciamo così, cattivo, che causava questi sottilissimi atti di bullismo, fino addirittura a uno particolarmente diciamo così forte, che poi scatenerà proprio la discesa negli orridi della vita adolescenziale di appunto questo povero ragazzo, e quindi poi il suicidio. Ma ciò che a me mi è più impressionato è il coro dei ragazzi che per conformarsi alle leggi del maschio, come si dice, alfa, a un certo punto si associano e rafforzano quel tipo di mentalità che poi porta alla presa in giro, al bullismo, che diviene devastante in un contesto dove i social la fanno da padrone, perché nel 2012 già i social, quindi la gogna mediatica, già esisteva. E se è dura per noi adulti affrontare determinati problemi che hanno a che fare appunto con la gogna mediatica, io penso che sia ancor più devastante per i ragazzi, e stiamo parlando di ragazzi di 15 anni, non di 20 anni universitari, di 15 anni, quindi nel pieno del loro proprio sviluppo caratteriale e tutto quanto. Quindi veniamo alle musiche. Io dico sempre che quando c'è un film dove si parla di un tema importante, molto importante, le musiche, se sono troppo invasive, addirittura fanno del danno al film. E quindi, secondo me, la scelta di compositore Francesco Cerasi è la scelta migliore che si poteva fare, perché Cerasi, conosco bene come compositore, è insieme a Battista Lena, ad esempio, di quei compositori italiani che riesce con garbo, con eleganza, senza mai essere appunto eccessivo, troppo enfatico,
a lavorare proprio sulle nuance, sulle sfumature, e quindi questo lavoro è perfetto, perché se ci fosse stato un compositore probabilmente con la mano pesante sarebbe diventato quasi macchiettistico. Invece lui è bravissimo a mantenere questo balance, questo equilibrio di scrittura, una via di mezzo tra la sospensione e soprattutto sulla indefinizione, perché ciò che vive il protagonista è un qualche cosa che da una parte traumatico, ma dall'altra parte, ripeto, stiamo parlando di un ragazzo che sta in pieno sviluppo del proprio carattere, e quindi ottimo tutta quanta la colonna sonora realizzata, al punto che voglio andare anche a menzionare gli altri che hanno partecipato, quindi Francesco Cerasi ovviamente per quanto riguarda la composizione delle musiche, Fernando Alba che risulta supervisore musicale e coordinatore, Dario Forzato musiche addizionali e Giancarlo Russo montaggio musiche, e quindi appunto music editor. Tutti bravissimi, meritano veramente un applauso, perché il lavoro, ripeto, è uno di quei lavori che sembra facile ma non è assolutamente facile realizzare. No. Infatti E avevo detto anch'io a tempo, avendo fatto una recensione del film che mi è piaciuto tantissimo, sono uscito devastato, però non quella devastazione tipicamente da quella forzatura di essere troppo patetistico o proprio forzatamente giocato sul mieloso, sulla lacrima facile, no, per nulla. Anzi, tra l'altro il suicidio non viene raccontato come avverrà. Io poi lo sono andato a leggere, perché è stato proprio il primo caso di cyberbullismo, perché pensate che sono passati la bellezza di 12 anni e non è cambiato nulla, anzi è tutto peggiorato. Infatti su Vis-a-Vis ne ho parlato con Daniela Bocconi. Però ho trovato questa musica sul fil di lana, bellissima, sia i pezzi preesistenti, le canzoni preesistenti, mai giocate sull'effetto commerciale, ma sempre sull'effetto del sottolineare delle intenzioni emotive, dei momenti proprio anche fortemente emotivi, emozionali, ma mai giocati sul patetismo. Quindi veramente una colonna sonora perfetta, come dicevi tu. Applauso a tutti. A Cerasi mi dimenticavo la canzone di Arisa che conclude, che alla fine, che anche quella è assolutamente azzeccata, inserita d'arte nel momento giusto, e anche lì, anche in quel caso, nel caso del testo, mai esageratamente enfatico. Insomma, non hanno cercato l'effettaccio, e questo merito anche probabilmente della regista Ferri, perché ripeto, il tema avrebbe potuto sbagli un attimo di equilibrio e diventa un'altra cosa. Però dobbiamo citare, tu hai citato Margherita Ferri, la regista è stata bravissima, ma l'interpretazione stratosferica di Claudia Pandolfi, che fa la madre di Andrea Spezzacatena, e quindi soprattutto il ragazzo Samuele Carrino, che è di una bravura veramente intimista eccezionale. Quindi E allora no, io rilancio e dico che l'attrice che mi ha più impressionato di Claudia Pandolfi, non mi ha impressionato perché lo so che è brava, è Sara Ciocca, la ragazza, l'amica, che poi ha lavorato già è ospite, stiamo parlando di una ragazza che ha già fatto di tutto ha e di più, lavorato bravissima. con Carrisi in un thriller, in Io sono l'abisso, ha fatto un film con Diego Batantuono, comunque veramente bravissima anche lei. Allora, Il treno dei bambini, passiamo da una storia vera tragica a una storia vera, non dico tragica, ma fortemente drammatica, anzi aggiungerei melodrammatica, proprio nel senso pucciniano del termine. Una storia bellissima che non conoscevo fosse una storia vera, tratta dal libro di Viola Ardone, che si chiama Il treno proprio dei bambini, quindi come nome nel film e il libro, tutte e due con lo stesso titolo. Film diretto nel 2024 da Cristina Comencini, con un bellissimo cast al femminile, dove risaltano ovviamente la mamma protagonista del ragazzino, che sarà poi in realtà il vero protagonista del film, che questo ragazzino è Christian Cervone, sottolineo bravissimo, che da grande verrà interpretato in questo cameo, sono 2 o 3 sequenze in totale, con 2 o 3 battute in totale, da Stefano Accorsi. Le due donne sono Serena Rossi, che è la mamma di questo ragazzino, Antonietta Speranza, e poi la bravissima,
che tocca tutte le linee emotive più profonde. Questa è Barbara Ronchi, bravissima, veramente dà al film un valore ancora più forte, più emozionalmente forte. E allora, film narra, la trama non è complicatissima, narra quel momento subito dopo la seconda guerra mondiale di massima povertà a Napoli, in Campania, dove molte donne, soprattutto rimaste sole, perché ho i mariti morti in guerra o finiti da altre parti o non più tornati o scappati, si trovano ad essere nella piena povertà e hanno questi figli che non riescono a mantenere, soprattutto quelle famiglie che hanno tanti figli. E allora cosa fanno? Quelli più piccoli, quelli che poi rischiano veramente di morire di fame, di rasentare anche la delinquenza perché finiscono per le strade, vengono presi da questo gruppo di comunisti che sono stati dei partigiani durante la seconda guerra mondiale e hanno fatto il loro gran dovere per aiutare Napoli contro i tedeschi. Prendono questi bambini, li mettono in questi treni chiamati della felicità per andare al nord, dove da altri comunisti che sono benestanti, anche molti agricoltori, molti degli artigiani, che riescono a prendere questi bambini, portarli in casa come se li adottassero, li facessero diventare parte effettiva delle loro famiglie per poterli accudire, dargli anche un'istruzione, dargli da mangiare e farli stare finalmente bene. Molti bambini tornano nelle famiglie dove magari troveranno la famiglia disastrata come lo era già in precedenza, altri rimarranno, sceglieranno di rimanere lì con queste nuove famiglie. Il film è veramente commovente, anche questo non è giocato sul patetismo, non è giocato sulla lacrima facile, ma anzi è molto anche lì in sottrazione. E tutti gli interpreti brevissimi e finalmente Nicola Piovani torna ad essere quel compositore che io amo tanto fin dalla prima ora, in una composizione molto funzionale alle immagini, ma molto molto giocata su dei temi ben precisi, ma su quel rapporto musica, bilanciamento musica-immagine veramente tra il funzionale e l'enfatico. Cioè ci sono dei momenti veramente enfatizzanti dove la musica esplode, riesce a dare ancora più significato alle immagini, quella cosa che lui riusciva Piovani a fare con i Fratelli Italiani, con film come Il sole anche di notte, Good Morning Babilonia, La notte di San Lorenzo e Caos. Quindi veramente un lavoro, un tematismo straordinario, eccellente, quello di Piovani, che veramente dà quella nobilitazione al film ancora più forte, già di suo, registica, narrativa e attoriale, stupenda. Quindi consigliatissimo. Beh, poi come ti dicevo prima, secondo me questo tipo di tematica, di trama è perfetta proprio per la scrittura di Piovani, così a occhio e croce. Ok, allora noi vi salutiamo quindi con questi 2 consigli, Il ragazzo dai pantaloni rosa, che potete vedere ancora al cinema e forse chissà più tardi anche su qualche piattaforma, e invece tu Massimo il Treno dei bambini sulla piattaforma Netflix. Buona visione e buone feste. Alla prossima, ciao a tutti.